nonno Alberto. Buongiorno signorinella. Buongiorno, nonno Alberto. Buongiorno. Buongiorno, Alberto. Buongiorno, Maggi. Buongiorno, nonno Alberto. Buongiorno. Buongiorno, Alberto. Buongiorno bambine. Buongiorno, Alberto. Buongiorno, Maggi. Buongiorno, nonno Alberto. Buongiorno a te. Buongiorno signor Bonetti, buongiorno. Buongiorno Don Alberto. Buongiorno, Come buongiorno. state? Arrivederci. Grazie, arrivederci. Adesso palazzo sono numero, stamattina mi fate nata quindi a pazza a fianco a me vi dirò io mi sono andata a votare sacchetta da munezzo 47 paralo. No, guarda che ti pare chiama che il vinto piace con tutte zitta fuori. Ah no, beh, dici pigià la che la 78 caciotti che filo città di Romani. Buona giornata. Che slonna ricoverato. Palomella, zombe volo, ginde braccine mia, Vangela dicerò che me ne morrà, paloma mia, d'ingelo tu. Palomella, zombe volo, finte braccina. Buongiorno. Buongiorno. Margherita, ma che dici? Ma perché che non è? Che c'è? Non mi hai fatto l'umidità tanto. Mi pare che ti ne viva anni. Non mi ricordo questo particolare, di? Tu secondo me Margherita ti mangiano la cucciologina la sera. Perché ti sei scordato che ti mangiata ieri sera, sì? Come non mi ricordi come mangi mangiato? Hai visto che mangi mangiato? 2 fettine di pop, una fettina di pop, una poche insalate con il limone perché la ceta è un po' pesante. Poverilla. Secondo me a te ti sta venendo l'arteriosclerosi un po'. Tu ieri ti hai mangiato, no pur pa insalata che si prende al frigorifero, no paparole imbottonate che si prende al forno a romminica, ti hai mangiato dei biscotti, mezzo litro di latte e a notte ti hai fatto pure una fresella. Mi mangio mangiata se la ieri sì. E allora ho piatto sporchino la vedi. Senti, ma comunque a notte non mi lamento. E si vede che sono più delicati, che buon fare. Ma che fa una cosa? Stasera hai fatto una bella zuppetta di pane. E tu fai una cosa, stasera vado corto che fate tu Pascal che tu cretino. Tu pesca? E chi ne pecciti? Siete come la prima attacca e cervello, capito? Perché tengo che fa, tu cretino, ma uno va che non se la buffa e va che da buffa. Prima va di rispettare i denti. Accomodatevi. Grazie. Margherita, è venuto un parrucchiere. Guardi che c'è un equivoco. No, veramente qua ci siamo io, mia moglie e mio fratello Pasquale. Fate quello che dicevo e c'è un equivoco. Io sono il dottore dell'assicurazione. E mi dovete scusare, io vi ero pigliato per un parrucchiere. E l'abito non fa il nome. Meno male che l'abito non fa il moro, che non fa nemmeno tu. La stessa manguaiata. Guardi che mi sono laureato con 110 lode. Azz, non ci pare, ma allora siete un dottore vero. Margherita, vuoi venire? Ma che tiene stamattina la papigiola? Buongiorno. Buongiorno signora. Guardate, sicuramente c'è sta scena equivoco. Infatti è quello che spiegavo poc'anzi a vostro marito. Perché capite ve l'ha già fatta ieri, state ferma. Se è vero che o parrucchiere l'ha chiamata signora Bonetti, come si chiama? Bonetti, quinto piano, scala C, vabbè, eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera. Margherita pure si non ci fa. Il signore è il dottore dell'assicurazione. Madonna, che stai dicendo questa bocca? Dottor mi da scossamo, poi così combinato lo pare con un parrucchiere. Sono mai i dottori come vanno vestiti? Dottori non lo so, un parrucchiere mi sa che dare qua la buccia. Ma forse una volta signora, oggi anche i dottori sono un po' trend. Li capite, invece sono tre.
Allora sono dottore 30, io sono 15. Sicuro? Dottore, sentite, a che dobbiamo questa visita? Sì, sono qui per visitare il signor Pasquale Santoro. Ah, è mio cognato. Sì. Solamente che mo sta dormendo. E il signor lo dovreste svegliare. Ah, boh, chi, ma che non ti preoccupare, però quando si scende gli vengono le crisi, un poco particolari, Sì. dottore. Ma che metta a disposizione, dottore, non va mica bene, c'è bisogno di condizioni. Prego. Non ci capi, lei scosta un non ti preoccupare, accomodati, faccio un po' di caffè, va Sì, bene? grazie. Quindi, stiamo a vedere. Dottore, piace sta credenza? Ah, non è male, sì. È in arte povero, questo Sì, mio. sì, sì. Solo che mo mi è arrivato, ci mancano ancora i giorni là. Carina, sì. Volevo fare 2 in giù per passare un pochettino. Certo. Perché chi le mo ci vogliono un pochettino prima che chi là arriva là. Sì, sì. Dottore, noi parliamoci chiaro. Chi sta inguaiato. Sì. Se dipendeva da me, io onestamente lo mandavo direttamente all'ospedale, dalla clinica, che so. Ma quello mio marito non vuole. Sapete, quello poi il fratello è troppo affezionato. Intanto la croce me la giochia io però. Sì. E non sta bene sto fatto. Sicuramente. E infatti ho notato dalla cartella clinica, signora, che sta proprio rovinato. Sa. Però col tempo potrebbe anche migliorare, non si sa mai. Tutto che può migliorare. Se poi hai la coppa a segge, ma mica ci può venire pure la vista. Questo non ve lo posso Il per dire. favore, servizio completo, ci vuole subire che le esagero. Fammi a sentire a me. Dottore, eccoci qua. Buongiorno. Stamattina si è svegliato senza fare storie. Come mai, ne? Ringraziamo a Dio, che calma, stamattina Pasqualina, Tutto guardate qua, ma non è un qualcosa di Dio. Certo che sta rovinato, signora. Tutto, ma per verità così. Volete avere quando ne vengono in crisi. Pure. Ma quando si pagano sotto? Pure. Poi sono anche quella giapponese, che vi credete? Tutto un'altra elettrica che sta bene mi volete mangi. E poi prendere una sigaretta in lavorare e quando Giacomo viaggia aspettare sempre a Vincenzo. Tutto, ci dobbiamo fare poche impressioni. Che si annava dopo che tu mio fratello veramente fanno poche impressioni. Ma in che senso? Me ne ho accorgito quando ho visitato. Sì. Popolame. Signora, mi fate vedere un po' la diagnosi dell'ospedale? Cosa per l'ospedale? Sì, Margherita, adesso sto in due comodini nella stanza di un secondo diretto. Secondo diretto. Permettete? Prego, signora. Margherita, un secondo diretto, mi raccomando. Sì. Tutto guardate qua, come sta guaiato. Qua ci vuole una persona giorno e notte. E voi sapete una persona giorno e notte quanto costa? Perlomeno 1.000 euro al mese. E a questo dovreste provvedere voi. Io? Sì. Qua non c'è sto, qua manco c'è sto e qua che do di caffè. Prima che la do comodi. Niente da fare, qua non c'è, non c'è. Allora mi se sto documento, sto cristiano. Qua non c'è, qua no. Ultimo questo. Ma lo cazzo amici, chi sono sti documenti? Non credo che l'assicurazione vi possa dare un mensile, ma sicuramente vi metterà un infermiere giorno e notte, sia per fargli le cure adeguate, che preparare la diagnosi sull'avanzamento o il regresso dello stato fisico del paziente. In questo caso, fra 3 mesi, io, un ispettore della società, possiamo dare il verdetto. Adesso mi so qua di. Ma che te ne mi so qua? E manco qua c'è sto. Andiamo là. Il nuovo copata turco, gioi. Nango qua. E qua manco c'è sto. E che do di caffè? Adesso mi sono là dentro. Questo è lo scadere dei 3 mesi. però. Esatto, esatto. Allora, dottore, iniziate a preparare il mandato di 500.000 euro. E se poi guarisce? Guarisce. Ma l'avete visto bene. E qua ci vuole un santo in paradiso per risolvere questi problemi. Voi lo tenete un santo in paradiso. E tu c'è un Ma no, ma che dentro non c'è troppo documento, ma rami se sto pre... Pozzo passano uguale, vino qua, vino, e che stai prendendo comodini, che lui ne problema. Pasca, bravo. Mamma mia, ma allora hai questi documenti a cartellina? Allora, dottor, questi sono tutti i documenti per l'ospedale, date un'occhiata. Ah sì, mi faccio dare un'occhiata, signora. Dottore, fumi via, fa! T'accompagni. No, tu dottore, da fumi via a me, capito? Dottore. E non posso, sto leggendo la diagnosi. E mi faccio un pipì sotto la Mamma mia.
Pasquale, fate il bravo. Ma vi accompagna vostro fratello. Pasqua, oh bravo, ti accompagniamo. No, tu dottore, andiamo a fuori. Yamma, con il dottor Pasquale, Sanchez. fate il bravo. Allora, ma la sigaretta? Sta non groppa la sigaretta, cioè ma fumo tutti di fuori per culo. Giulia? Tu giù, tu giù. No, così girare una mano in pietta una tenaria. Mami. Giulia? Ecco, giù, tu giù, sì, tu giù. E mo fuori, via. Ma voi, Va a rispondere al citofono, scusate. Prego, signora. Pronto? Signora Margherita, ci dobbiamo lasciare vicino. Vabbè, che non preoccupa. Mambo, allora c'ho di che io sono circosti, ci rimarrò qui. Vabbè, adesso dovete mettere un prezzo in coppa pomodoro, a me, che a te mamma ti dà fatto, non volevi vedere prima. Buongiorno, signor Bonetti. Oh, cago in pinassa. Vabbè, che si deve mucchiare di sciatte proprio crani. A me, le capiamo di mucchiare per favore. Vabbè, guarda le vai che la fermo, andiamo a trasferire in via Strum. E zeccata una figura in merda. Buona giornata. Stato tu. Non ti vedi che figure ma che sto azzeccando ma ci ha fatto un volato dalla casa mia. Sei personale. Non ci ricordo in personale. Voglio stare a cucinare in mano. Voglio, mo tu più pagata. Sbagliato, chi da tornare. Ma chi pensa la tu? È la mette mano, la mette Per te sono tutto. Per te sono tutto in salato. Ma ci fai fare rosta, mascia. Ah, che guarda salare, che poi la mamma è casa di Sì, sì, che sarà la giovane. Tu capisci tutte cose tu. Tu sei lucido quando ti devi rovinare. E che è rimasto che devi stare. Oh, te ne sei andato tu. Come questa potrà Te ne sei andato tu. Metti un altro il pezzo. Tu sei preso tu, sono tu. Tutti quello che dice E piano piano offendono. Questo ma. Rumbano, che Sa sa. quale serve più scontrollata di quanto. Ah, cazzo, Dimmi la qua che viene. professore matematica. Andare a matematica, Io sai cambio. poco piccino. Io cambio. Anzi risposto. Io cambio. Buongiorno, oggi. Buongiorno, vabbè. Allora è bella stamattina. Vengo a fare un matrimonio a Bascio Mariano. No, Non è finita qua, non compra poco, non è serata. però, voglio fin quando si fatica, andiamo sempre buoni. Buona Buona giornata. vabbè. Due gocce là. Mo. Sì. Purtroppo sta rovinato. L'incidente, a parte la spina dorsale, signora, gli ha lesionato anche una parte del cervello. Quindi dobbiamo sperare che in questi 3 mesi ci sia almeno un miglioramento. L'unica cosa che vi posso fare è mandare un infermiere giorno e notte che ve lo accudisca. Tutto vicino alla salute, i soldi sono niente. Spero solo che mio fratello Pasquale guarisca, sicuramente. Ma sicuramente. Come vuol dire. Allora io vado, signora. Va bene. Tu, ma non ci facete sta pulizia. Non vi preoccupate, stesso domani mattina vi mando l'infermiera. Un nome dell'infermiera! Vogliamo tu! Non ti preoccupare, se rimango io con te, ci rimango, non ti preoccupare. E chi lo problema? Rimani tu con me! Dai, accompagnalo, accompagnalo tu, Via no? Sandro Pavicenzi, Via. andiamo. Oh, bravo. Pasquale, arrivederci. Saluta tutti. Signora, io vado. Ciao! Fai Dottor, prego di qua, bravo. prego di qua. Fai bravo. Fai bravo. Sì. Dottore, non vi preoccupate, me la vedo io con mio fratello. Purtroppo per quello che ho avuto è normale che si comporta così. Ormai una croce ci siamo abbracciati io e mia moglie. E almeno quando vi manderanno i soldi d'assicurazione sarete ripagati i vostri sacrifici. Uè, ma che se ne chiudi, dentro che fa? Se ne chiude, se ne chiude. Vabbè, Se ne chiude. Vieni poco che spioncissimo anche tu, Ma sta, se ne chiude, ci visto, state tranquilli. sei sicuro? Sicuro. Senti una cosa, i 3 mesi qua a passeggio, un piatto che mi faccio.
Capito no? Senti Pasca, tu hai inventato sta trascola e tu mo ti a mettere a mezzo. Ma perché era normale che la fu fattere 3.000 euro con tutto? Per 1.000 euro l'assicurazione un mese per fare l'accompagnamento che ha con me? Ma che c'è male il culo, fammi capire una cosa. C'è cercato a chi 1.000 euro un mese e chi lo dà messa a chi lo si ma una famiglia notte e giorno vicino. A me ne cominciava a recuperare i 3.000 euro. E capite che ci cacciato il dottore dalla clinica. E ne è un problema a termine 3.000 euro. Sì, per te, qual era il problema? Sentite, comunque mo lascio perché me ne già a fare spesso. Ciao, resti. Con che potevi cacciare pure prima, i 3.000 euro se volevi cacciare. Tu hai venduto solo l'orologio della cettina falsa, capito? No, perché in te cosa è vero, tu non ci puoi stare. Io che l'orologio della cettina falsa, mi scopro, al massimo piglio uno schiavo. E le piate parecchie, in tasta trastolo, non recuperi né i soldi miei e c'è per. E mi fai pure carcerate, hai capito no? Chi si mette a paura, non si cocca che femmina bella, strunza. Te cucco tu vuoi. Oh, raga, che si mancano una sul caffè, ti rimasta logo dentro. Bella figliola gata, che amorosa, bella figliola gata. Invece, si pronti sì o no? Un momento, sto parlando. Già, mia. Figliola gata, che ammalo. Da cominciamo a prima marito, tengo genio. E pigliate gli orologi? Ha pigliato tutte le cose, sta Donini che ci sta aspettando a mezzo, corri immediatamente. State da frate, tu. Pascal, mi ci scendete, mi raccomando essere un coccoruno, Tu ti raccomandi a me sei un coccoruno, perché gli dai scelta. Sì, dite la cinta perché da venire l'infermiere. A parte che si viene a fumetto, mezza è una della mannando, perché... Siamo in gelo. Ma che siete a fare? E se magari la porta trova che si fuori la porta trova un fumetto, che fa? Io non c'ero pensato. Lo so, c'è un cipizzo. O è a chist. Io mi metto a paura per bene chist, ci scoprite cosa assicurazione. Ma quando mai? Pascal, ci andiamo, state buoni, la pigliate per scema proprio. Ci vedi che tardi. Ma ci sta come zio. La coppia più bella del mondo, ora è una parata a chi vi luce. Quando mi fatti uscire 7, sono 2 euro che stiamo qua su. Ma che ne sai, Cico? Vabbè, ma è possibile che fa sempre questo, che studiamo te. Ecco va già lì, ci si vede che sta traffico in tascia sopra. E biglio, che bi? Esce fuori, Mosio. Da domani in poi deve essere sempre in bici. Perché io quando cammino per la strada non posso fare brutte figure. Tu vuoi essere elegante con me. Elegante con me, lo metti male, si con la margherita. Già, ma credi, mi sa tozzi. Dici, ma è possibile fare questo tutto il mattino tu? Ma hai dato me niente, ha maturato traffico in ascensore. Che va già lì? Margherita, dicelo pure tu. Non parlate me lo guardite che tengo la casa. È morto Cardino! Ah, mamma mia, non mi dici, cretina. Ma perché posso legarti la morte te non all'anima? Questo mi è piaciuto, dai, mo si ma... Andiamo pure io, allora, andiamo. Quanto sta venendo grande, da sto paese. Che se non lascia una
più la riprendo. Piano piano. Andate piano. Andate piano. No. Opla! Eccoci qua. Questo gradino proprio non ci voleva, No. Funziona? A pensare che questo gradino l'ho fatto disegnare lei quando camminate. Ok, va bene così? Mo volevo capire una cosa, mo tornando a noi, tutti mo. Non ho capito, voi chi siete? L'ho detto poc'anzi, sono l'infermiera, vengo da parte dell'assicurazione. È questo che non ho capito. A me chi me lo dice che voi siete l'infermiere dell'assicurazione? Volete vedere un documento? Perché l'assicurazione non ve l'ha spiegato che sono non vedente? Sono mortificata, non mi hanno messo al corrente di questa situazione. Anzi, poi dice che l'assicurazione ti dice che sono tutte perfettine. E vabbè, mi hanno detto qualcosa, ma non mi hanno spiegato i minimi particolari. Ok, comunque dalla voce mi sembrate una brava ragazza. Che fai? Volete accomodare? Accomodate che aspettiamo che viene comunque mio fratello e mia cognata. Se fate la cortesia di spostarmi la sede così io mi sistemo pure. Vedete qua? Eccoci qua. Buon appetito. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Scusate, abita qui la famiglia Esposito? Mi dovreste essere un pochino più preciso, qua ce ne sono 12. Esposito Gennaro. Benissimo, già stiamo a 6. Avete qualche altra indicazione? Ha un figlio di 17 anni che si chiama Diego. Benissimo, siamo arrivati a 2. Un attimo soltanto un dato particolare, gentilmente. Questo Fao faceva il maestro alle scuole elementari. Oh, professore, ma l'ha visto nel primo momento. Proseguite di qua, scala B, secondo piano interno. Grazie. Niente. E se quando siete da solo vi viene qualche crisi? Ecco, faranno quello come viene così se ne va. A volte mi coccolo pure da solo, che sono da solo. Ma... Allora mi dai un pezzo di pane, Sì. una casciatina Sì. e il salame. Buongiorno. Buongiorno. E fa una cosa la scuola, mi dai una confezione di cicciolini. Prego. Ok, grazie. Ciao. Ma che ma che sono sti cicci? Sono dei cicoli. I cicli, becchiamo i cicci, ma cerchiamo un bacio con la retina, i ciccioli. Vabbè, lasciamo stare. Senti, Pascal, allora mi fai 150 grammi di prosciutto, però che non la roce, perché le scienze è capo cazzo, sai. E poi mi fai mezzo chilo di mozzarella e bufala. Mi dispiace se una mozzarella di bufala non c'è, abbiamo una bella provola di sorrento. E te ma proprio le soldi, che te giuri? A proposito, signora Margherita, ma vostro cognato non è più, ma sta buono. Mio cognato, che lo sta buono, sta meglio di me, che la verità è l'unico che sta buono in da famiglia. Vabbè, signora Rossi, spiegate un pochettino fisicamente come si fa. Buongiorno. Buongiorno. Lui è Vincenzo. Lui è Vincenzo, lei è la signora Rossella, la ingegnere della Margherita Rossella. Vincenzo Santoro, fratello di Pasquale. E si perderà l'assicurazione. Non ci fate caso, signori, che è la stessa malattia come parlavo così. Ma non si preoccupi, sono abituata. Voglio che sta venendo la crisi. Aglio, via. Un fumimito! Ti compagno, veniamo di Non la signora Rossella, non da fumimito! La signorina Rossella tu non conosce la casa, può brava, stai, La signora Rossella! No, la signora Rossella, non da fumimito! Accompagni, voglio. E allora un bacetto! Un bacetto. Buon bravo. Scusateci signori, io domani ci vende in crisi. E poi da fumimito! Lo porto un attimino in bagno, con permesso. Prego, prego. Fa presto, un fumimito! Piano, signori, scusatemi un attimino. Sì, scusatemi. Grazie. Ma... Buongiorno ragazze! Buongiorno. Volete che vi mando mio marito? No, uno scarafone. Uno scarafone. Non ho detto buongiorno. Buongiorno. C'è posto per me? E per chi mai avete pigliato? Per Maria De Filippo?
Al massimo potevo più pomeriggio con E forse la madonna, almeno sparagnarsi il tuo sangue per capace. E che poi dice a chi può e chi non può? E io non può. Ah, a proposito del salito mio marito, l'avete visto? Sì, e prima di lui è una signorina. Ma non capivi? Andiamo ci vai, ci. Ma no, vuoi, pozzo vasco? Signora Sergi. Gesù. E voi arrivate così bene? Ah, c'è un matrimonio, vabbè. Ah, brava, un matrimonio. Perché la mia cugina è incinta. Quando fa femmina incinta? Ma 65, ma se tu vuoi fare una mia, potete pure venire. Ma io non brava. voglio venire. Però così bella preparata, posso fare scappo, qualcosa più in abbinamento che la bozza. E non la ci trovate, dico 40 euro, beh. Ecco, 40 euro hanno fatto un bello tempo. Fate pure. Buona giornata. Buona giornata a voi. Nonna mangica ne cancella. Guardate un po'. Ma come si è combinato? Sai che ne sa. No. Buona giornata. Buona giornata. Mannaggia miseria, mi voleva a mano con ste bozze! E invece mi lascio fuori, ma è vero Dio! Chi deve fare sempre... buongiorno! Buongiorno! Scusate, piacere Margherita, la moglie di Vincenzo. Sono un'infermiera. Ah, piacere! Accudisco appunto vostro cognato. Povera a voi, signori! Perché povera me? Perché chi è bella e cara, ma quando ci viene le crisi è un po' scostomata, verità? Infatti prima ne ho assistita una. Voi cani. Eccoci qua. Bill! No. Modo partire, oh brava, state Ti tocca, oh brava, modo partire. Bill! La signora Rossa? No, una signorina Rosselli, è nuova della casa, non conosce gli ambienti, Pasqua. Bene, la signora Rossa! Ma io non si preoccupi. La signora Rossa! Sì, D'Angelo. Ecco qua. Vediamo. Va bene così? Non si è guidato la famiglia. Ecco qua. Che non conosce l'abitudine. Piano. Mamma mia. Ora va bene? Bacetto! Però chi ha un bacetto? No, tu, ma signora Rossa, non devo bacetto. Ma signorina Rossa. No, qui il bacetto! Andiamo bene, signori, vi faccio vedere questa sistemazione. Grazie. Ve li tocco. Facevano quali giorni, era ci facesse una vicina. Ma tu sei stronzo. Ma tu sei una bella. Ti capi che io facessi pure 6 mesi per passare 16, lo sai. Ma come tu mi hai fatto capire 3 mesi giù che stavo a passeggiare? A me che volevo infermiera brutturetto, che sei non fumo, non campanisce mai. E che ci visti che te veniva anzi, secondo me chi si stai facendo tutte cose per la posta fastidio? Ma chi si faceva fare i coccoli, le brutte mugliere di spizzinieri? Già mi sto accorto però. E cambiate dei morti da poter parati. Ma sempre ma ti uguale, ce l'hai sempre con mugliere. Lascia carichi una cosa, non più. Ma la conosci sta? Pensa. Perché non l'hai intendo? Mo stanno in incentivazione. Allora signorino, questa è la stanzetta di Pasquale dove vi dovete sistemare pure voi. Qua da me Pasquale, voi dormite là perché mi hanno detto che voi dovete accudire giorno e notte. Accogliente. Comunque qua vi sta lo spazio per le vostre cose, qua no perché già stanno le cose di Pasquale già sono così. Va bene Va così. bene così? Questo qui allora è quello di Pasquale. E chi lo logo questo? Quello lì. Due Ok, sono. va benissimo. Ma io ho fatto caso a una cosa, questa stanza la vedo un po' troppo infantile. Ma voi non c'è parito, ma tenete, Io guardo, sembra ma... Comunque è infantile perché io questa stanza l'avevo preparata per i miei figli futuri. In poche parole l'avevo apparecchiata per la mia prole. Poi la prole non è arrivata e mi è rimasta la stanza. Tu capito? Pasquale si è faticato proprio oggi. Venite qua signora Rossella, facete compagnia a sti rucchi. Sì. E allora signor Pasquale, vi siete ripreso?
Sì, sì, mi sono ripreso un pochettino, mi sento un pochettino meglio. Ma quello ci vengono così passano subito questi crisi, non preoccupare. Ringraziando a Dio. Ma si mangia? Ma parecchio! C'è secca parecchio. Oh, quando è credito, mamma mia. Vi do una mano? Casomai dopo. Sentite, io non ho fatto pasta oggi. Ho già vegliato un po' che prosciutto e un po' che proprio sorrente. Che dici, vicino? Ma che ne faccio una pastettata? Però sempre sta prova, pure io figliolo con le mozzarella e bufalo. Ormai è un anno che in questa casa si mangia proprio sorriente o posso la mozzarella e bufalo. E perché colpa mia se belle buone e bufalo sanno di pezzi? Dove posso trovare la tovaglia? Da una di cassette. Di qui? Vedi? Io li ho mi scandalizzato in questa casa. Non vi preoccupate. Un anno poco di sette mattina. Che Gen? Sì. Ha già sentito Margherita? Ma non si dà mozzarella però. Ah, perché? Perché se mangiassi una bella margherita chiede mozzarella. Ma che ne cuciniamo un po' callo, forse è facci pazienza, ci chiamo quando è pronto. Vediamo io. Va bene. Facci passato dal pezzino, Dinamica umanità cucina. Al fornito la Faccio apposta che tanto sento. È buono si io. trovano le paci in questa casa con tutti e due. E che sento io, noi? Aspetta! Fali, ma sta sempre la stessa cosa! Ma che te gelato? Non signore, a te troppi gelati fanno male! Posso entrare, stai lì? No, no, mi sto solo avvicinando. Ah, ti stai avvicinando? Sai, il dottore a che ora veniva? No, l'orario non me l'ha detto. Innanzitutto, strutture dell'assicurazione non avvisa mai a che ora vengo martedì. Però tu dici si viene il lunedì, venerdì, venerdì, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 10, aspetta acá. Tutto il tempo che viene fissa e non mi posso muovere da casa. E se volessi uscire non posso uscire. E beh, tu ti stai pettinando per il dottore, non c'è vita. No, mi pettino perché la mattina mi pettino. Ecco, ma visto quel pomeriggio, perché ti stai pettinando? Che da mio dottore tu. Sono abituata a pettinare. Se come si asci quando mi risponde così stufati sono. Non dici no perché sono abituata a pettinarmi con un modo Non più. sono acida. Non sei acida? No, Come anzi. E lei una cosa è come sei fatta? In che senso? Dico no, fisicamente, no, come sei fatta? Carina. Ehi carina, lo sai, tu secondo me sei. Non è tu sei proprio una bella ragazza, che dalla voce si sente. Non esageriamo. Sono carina, discreta. No, guarda, lo sai, mo ti devo dire una cosa proprio perché noi non vedenti abbiamo il sesto senso, in particolare il settimo senso, perché da quando ho avuto il giro siamo sviluppati proprio tutti, no? E questo fatto di avere questo settimo senso a me mi porta a fotografare nella mente le persone che io parlo. Lasci che una fotografia, se non le tocco tengo una fotografia sbiadita nella mente, però se riuscissi a toccare le persone. Volete toccare? Posso? Certo. Senza offesa, sì. E dove stai? Non ti vedo. Come gli vedo la mano? Non la vedo che c'è. Ma c'hai i capelli lunghi? Sì. Sai, per esempio, ti immaginavo con i capelli corti invece, tutti infatti questi capelli lunghi, diciamo, piacciono tanto. Non sai, ma stai nuda? No, sto immutando il disegno. Beh, il discorso è stato davanti a mutande nel reggiseno, no? No, tanto voi non ci vedete. Sì, però non lo faccio che sta davanti nel reggiseno. Allora, cosa devo dire? Mi metto il camice così. No, ma questa pure così da me lo fare, comunque non ti vedo. No, vabbè, ora dà fastidio a me, ovviamente. Te la fastidio perché posso immaginare tu come stai. Potete anche restare qui allora. Io ora metto il camice.
Buongiorno. Buongiorno, signora Bonetti. Vabbè, lo sentite è caldo. Avete proprio ragione. Signor Bonetti, ma sapete che sto pensando? Io ogni volta che vedo mi viene a mente la Salerno Reggio Calabria. E che c'entra l'autostradata con me? È perché il vostro corpo è pieno di curve. Allora sembra proprio un'autostrada. Don Alberto, avete sempre voglia di scherzare. No, signora mia, io non scherzo. Io quello che vi dico ve lo dico con il cuore. E anzi ne approfitto. Vi posso chiedere la licenza di mandarvi una di queste sere una bella serenata romantica. Bello. Sotto il balcone questo. Perché, vedete, la vostra bellezza avrebbe ispirato al suo tempo il sommo poeta e sotto i panni chi stumila portiere sbatto il cuore in un poeta. Albe! Oh, cane la signora al primo piano ha fatto la pipì mezza scala. Vai a pulire tu perché a me mi fa schifo. Abbiate pazienza, signor Bonetti. E allora, il paziente come va? Purtroppo è sempre lo stesso, non migliora e non peggiora. Niente. Sì, è sempre lo stesso. Senti, allora adesso dove sta? In camera sua, però se vi accomodate io intanto vado a chiamarlo e lo faccio venire qui. Va bene, Mettetevi grazie. comodo. Signor Pasquale, è arrivato il dottore. Voglio mandare di là? No, lo sai, io di qua non mi muovo fino a che non viene mio fratello, assolutamente. Vabbè, mo lo vedete arrivare, però intanto andiamo di là, così nel frattempo iniziamo a visitare. Ma io mi vado a visitare, lo sai, faccio diciamo ospitale. Se non viene qua, mia cognata e mio fratello, io di qua non mi muovo e non mi faccio visitare da nessuno. Allora facciamo una cosa. Facciamo vedere il dottore di qua, aspettiamo vostro fratello e poi dopo vi facciamo visitare. Va bene così? Va bene così, no? Come Allora, non mi faccio visitare? no, Aspettiamo. assolutamente. Ora intanto vado a chiamare il dottore, va bene? Allora? E dovreste venire voi di là perché il paziente non vuole farsi visitare. L'unica cosa è aspettare il fratello che viene. Sì, mi dispiace, ma io non posso aspettare il fratello. Sì, lo so, ma già gliel'ho detto tante volte, ma vuole aspettare per forza il fratello. Niente, non ce la faccio. Bisogna avere pazienza su questo. Certo che voi ne avete tanta, È il mio lavoro. Eh. Prego, dottore, accomodatevi. Ok, buongiorno signor Pasquale. Buongiorno, dottore. Come va? Ecco qui. Accomodatevi qui. Secondo me come deve andare su una sedia a rotelle senza vederci? Vabbè, un po' di pazienza. E allora non volete proprio parlare? Raccontatemi qualcosa. Tu che vi devo raccontare? Si può aspettare che viene mio fratello e parliamo tutti quanti insieme? Come no? Andiamo. Allora vogliamo aspettare, arriva il... Sì, io intanto una bella cosa da fare. Facciamo una bella tazza di caffè. Perché no? Così Ok, lo va vediamo bene, signor insieme. Pasquale? Al signor A Pasquale. me ci aggiustiamo un po' la bocca, visto che tutti il resto non è che ci vuole fare. Vabbè, allora vado a preparare una tazza di caffè. Sì, grazie. Come in Rossella? Com'è? Vabbè, io la guardo sotto la veste professionale, diverso. Come? Non è che fosse per un po' per i giovani. No, sono un professionista. Hai detto pure un amico mi dice che è professionista. Vabbè. Quanti anni c'avete, dottore? Io ne ho 30. E siete sposati? No, Siete fidanzati? nemmeno. C'avete una compagna? Nemmeno. Posso dire che siete di giorno, voi dicete che no? Voi quanti anni avete? 35. Siete sposato? No. Fidanzato? Avete detto volete arrivare a fosse di giorno pure io. Non lo pensate nemmeno lontanamente. Sì, ha detto che non vuole farsi visitare. Ah. Sì, non si preoccupi. Allora dico che state venendo. Va bene. Va benissimo. Ok, arrivederla. Allora vi siete convinto adesso? No, dottore, siete convinti che mi sono convinto? Mi avete voluto convincere voi? Diciamo di sì, va? Diciamo di sì. Eccomi qua. Ah sì. Prego. Sì, grazie, ci voleva proprio un buon caffè.
Non è che sto capitando con E voi non lo prendete, signor No, me lo deve far bere Rossella. Fatemi bere voi. Un po' di pazienza. Un attimo solo. Sì. Tanta pazienza. Dottore, è il suo lavoro. Ecco qua il caffè. Piano che bollente, sorseggiatelo piano piano. Oh. Cosa c'è? Riscattato. Mamma mia, guarda, metto la mano, me l'ho pensato. L'hai fatto con fuoco. Mamma mia. E io l'ho detto che era bollente. Sì. Pesci, che so che sta ci dicendo, dottore? Secondo me chi le faceva non sto facendo capire niente. Io farei un'altra cosa, signora Rossella. Sì. Adesso gli prescrivo un po' di fisioterapia. Ah, bene. Sì. Per Mi fa risolvere- solo bene. Sì. Lei conosce il nostro centro? Sì, sono stato una volta, sì. Comunque, sta gente e cartilacci, manca di cartati, scusate una parola. Mamma mia, guarda, qualche giorno chi si poteva votare un po' bacio. Mamma mia, ma sta cercando una radi. Buongiorno, dottore. Buongiorno, Come signora. va? Bene, Sì, mi buongiorno. rispetto. Buongiorno. Dottor, mi dovete scusare, ma sono stato trattenuto da un impegno. Ma non vi preoccupate. Eccomi qui. Rossella ha fatto il bravo stamattina. Diciamo di sì. Ah, diciamo. Come diciamo bene? Quindi Vabbè. dottore non ha fatto i bravi. Abbastanza, è stato Vabbè, tranquillo, ha fatto sì. il bravo. Sì. Dottor, l'avete visitato? È stato parlarci 5 minuti per venire Cosa vi siete detti? Il dottore mi stai spiegando il fatto che io non era di più. Ui, e se dici queste cose, dottore, stai scastomando, scolfate. Chiedi scusa, dottore. Chiedi scusa prima, dottore. Chiedi scusa, dottore. Chiedi scusa, dottore. Ho detto no, voglio fumare. È la patologia della malattia, lasciate stare. Le patologie. Dottore, andiamo di là. Sì, io direi di andare di là, sicuramente. Andiamo. Arrivederci, signor Pasquale. Margherita, sì, ma non che cantare sta qua. Perché ti piace? No, però dopo proprio la ginnastica che tenevi in bar, io vendo la bascia. Ma vedi, ci credi? Il lazzo cogli tu uno se con chi in coppa spezzetteri. Ma ti vai a cattare tutto quanto tu che sti cose. Sì. Ora mi accompagno subito. I capelli stanno sempre pure un ballatore. Dottore, scusate, tengo la porta aperta perché fa caldo. Non vi preoccupate, Allora, che dite? Si è ripreso, dottore. Anzi, lo vedo peggio di prima, signora. Maro, che dici di questa bocca? Ne migliorate, mancano poco Non è lì. migliorato niente. Purtroppo no, anzi, peggiora. Dottore, ma è mai possibile che in 2 mesi di cura continua, questi infermieri vicini giorno e notte, questo non ha un risultato positivo? Niente proprio. Niente proprio. E mo che No, ammazza? signora, niente. Sarò crudo, signora mia, ma l'unica cosa che vi può consolare è che tra 30 giorni l'assicurazione vi deve pagare. Ormai è scaduto il termine. Dottore, io preferirei avere mio fratello come prima, che sono sti soldi. Che vi Soldi devo non so dire? niente. Dovete sperare solo a un miracolo, signor Vincenzo. Sì. Vabbè, allora vi lascio qui e vado a salutare il dottore. E fa tutto da me, non rimane. Gli dici che non stavo bene, non voglio venire da nessuna parte. Dottore, allora non c'è proprio nulla da fare. Andare per il coppa a sacerdotale. Infatti c'è anche la signorina Rossella che ce lo può confermare. Cosa? Lo stato di signor Pasquale. Ah, sì, in effetti non vedo nessuna miglioria. Ma è possibile, ma chi stai pigli ste medicine sto cristiano? Sì, le prende le medicine, ma secondo me sia camminare che vedere, penso che sia una cosa che non farà più. Vero, dottore? Sì, purtroppo gli ho prescritto delle fisioterapie, ma giusto per non farlo appesantire. Sì. Beh, ha già mettere 2 gengili in dacchi la presenza. Ma guarda che può pensare, no? Allora ci vediamo per l'ultimo controllo. Dottore, che vi devo dire? Speriamo che Dio ci mandi buona. Speriamo. Io invece, dottore, devo continuare con la stessa cura. Sì, ma giusto per scrupolo. Signori, allora io vado. Vi accompagno, dottore. Vincenzo. Lo segui, dottore. Signora Arrivederci. Arrivederci. Quando viene appuntamento, guardo mare, guarda flora, si guardano di spunta, sta distratto
Io ti tengo d'intorno, son che sempre innamorata, e mo invece pensa nata, e non faccio vedere. Ah, signora Correa. Quando si dice sì, tiene la mente, non si può far morire, non cuore amante, tu mi hai deciso sì, ma sì. Mo tieno coraggio e mo la sa. Proprio un po' più bello mi lascia da. Mi vuole appicciare da roba. Ti stai sempre in giù a guardare. E a dovere che dici ne farò ballare tu? Invece se non trasi hai, ma poi quello che dici, no? Vicino tutto, ti devi messi problemi, gingilli, da credenza. Guarda che io non ho messo che tengo quella credenza, non tengo manco una gengilla lì, e tu sai che sono una preciso. Signora Margherita, io dovrei assentarmi per un'oretta, voi dovete uscire? Non fa niente, ci pensiamo io e Vincenzo, potete andare. Ma mio fratello Pasquale dove sta? Sta in camera sua, non voleva vedere il dottore. Me lo vado a chiamare No, io. no, non si preoccupi, vado io così mi cambio anche. Sembra si già da ingiuti da sta credenza io. Chi è? Signor Pasquale, sono io. Aspetta un attimo, Rossella. Aspetta. Allora, cosa stavate facendo solo soletto? Stavo facendo un po' di ginnastica. Chiuso dentro? È perché sai che c'è? Che c'avevo vergogna di te. Vergogna di me con questa faccia. E scusa, Rossi, che faccia c'ho? Una faccia da bronzo, direi. È molto meglio avere una faccia da bronzo che avere la faccia di uno stronzo. Faccia da stronzo, addirittura. Sentite, devo chiedervi una cortesia, dovrei spogliarmi. Potreste uscire fuori. Perché scusa, non posso restare qua e vedere come ti spogli? E come fate a vedere? Scusa, allora, visto che non ci vedi, perché devo uscire fuori? Secondo me a frate ci piace lo stesso. E tu mo te ne sei accorto? Perché tu sapevi? Ma si vedono chilometri. Oh, non è già accorto mo. Hai visto pure Rossello come so guarda. Ma che dici, non è che fa Rossella, se innamori frate. Ma devi stare a frate ma Pasquale quanto è bello. Ah, io l'ho già visto. Ma tu l'hai visto? Forse sarà usato come povero. Ah, secondo me ritto buono, mo. Ma vuoi me lo fa? Dai. Non faccio di scemi, ci sente Rossella? No, sta chiuso in la stanza, c'è sei. Ma che l'hai fatto tutto? Io? Perché cari? Ah, ma parla, mo sto fatto comunque. Parlamene la roba. Allora quanto? Ah, roba che se ne che Rossella. Ma perché era te? Io non lo saggio. Ma io non ho capito, no? Io non ho capito, che sta vicino a me se ne esce? Ah, può fare un servizio, un attimo. Ma che fossi geloso? Ma tu fossi stronzo? Vado da sì. Allora io vado. Va bene, fai con calma, non ti preoccupare. No, no, se non la retta mia cognata, vieni presto. Altrimenti mio fratello Pasquale gli viene la malinconia. Un'oretta e torno. No, Rossella, quale un'oretta? Oh, Rossella, se ti trovi per il Duomo, ma accattasse un gengillo. In questo caldo pomeriggio d'estate sarà il tepore di questo raggio di sole che veste il mio corpo, che fa bollire il sangue nelle mie vene. Rossella, mi dà dicere una cosa. Da quando tu sei entrata in questa casa hai portato la vita, hai portato la luce. Lo so che non la posso vedere, ma è una luce esoterica che ha sconvolto la mia vita, ha sconvolto tutto. Rossella, anzi, da sotto tu in questa casa c'ho voglia di vivere, c'ho voglia di vedere, c'ho voglia di correre, tutto questo sai perché, Rossella? Perché secondo me io mi sono innamorato di te, Rossella. Ci dica così, secondo me funziona. Rossella! Rossella! Mi ha chiamato signor Pasquale? Rossella,
Ma fai una cortesia, un Certo. bicchiere d'acqua che mi sta piena di letto. Ah, un attimo solo. Ma sono proprio una chiave. Rossella. Ti piace come è già apparecchiato stamattina? L'ho letto su un giornale. Ah, ti imparato a leggere. Buongiorno. Ah, Rossella e Pasquale stanno ancora dormendo. Sì, per lui è ancora l'alba. Ma perché ancora si scendava? 10:30, 11. Figurati che ma sono che 7. O quanto è che tuo fratello è stato sempre mattiniero? Ma quella è pure la malattia che ha. Ah, guarda, che la pizza famiglia. Ah, è ereditaria la cosa. Lo fatti che mia moglie si sveglia sempre di mattina presto. Sì, non a cominciare, ma scimo fuori, che se no facciamo aspettare la tavola da Tonino. Andiamo in genere. Allora, Rossella, siccome noi a pranzo non torniamo, allora voi cucinate qualcosa per tutti e due. vabbè, non mi preoccupare. Andiamo Ok, in ci vediamo, ciao. Ciao, Rossella. Arrivederci. Rossella? Rossè? Buongiorno. Buongiorno. Ah, che bella giornata. Beati chi la può vedere. Allora, come vi siete svegliata stamattina? Devo dire la verità, una favola. Stanotte ho fatto un sogno e stamattina c'ho una voglia di vivere che tu non hai la più pallida idea. Cosa avete sognato? Ho sognato di fare l'amore con te. Addirittura. Vabbè, potrebbe essere positiva, ma potrebbe essere anche negativa come cosa, no? Dipende dal punto di vista. Ho capito. E la cosa strana, volete sapere qual è? È che ho sognato anch'io stanotte e ho fatto uno stranissimo sogno. Veramente? Quasi reale. E che ti sei sognato? Fammi sentire. Ho sognato voi. Ah, hai sognato a me? E ho sognato che voi camminavate. Che era proprio un sogno allora. Non solo. Ci vedevate anche. E poi tu eri contento che io camminavo e ci vedevo? Sì e no? Sì, lasciati con sì e no. Come io camminavo e ci vedevo tu non eri contento? Allora, uno, non sono acida. E due, dipende dai punti di vista. E poi ti faccio una domanda, no? Però se è negativa tu non mi rispondi. Se è positivo tu mi rispondi. Va bene? Se io camminassi, se dici camminassi Camminassi. e ci vedessi e diciamo tenesse pure una bella così sotto, tu te ne visti a Monte Carlo con me? E che fai, non mi rispondi? Oddio, avete detto se è una cosa negativa non rispondete. Giusto? Non rispondere tu. Vabbè, non rispondo io, non rispondete, madonna mia.
E beh, mo sto fatto, volevo sapere, cioè perché non mi ha risposto in negativa? È negativa. Però io verrei anche a Montecarlo con voi, ma non per soldi. E perché? Perché mi farebbe piacere stare con te. Che fai? Questo non mi parli con tu? Sì, Pasquale, ti posso dire anche un'altra cosa. Che sei un grandissimo figlio di puttana. Visto che mia mamma era una santa donna, perché io fossi suo grande figlio di puttana? Allora, io voglio ammettere il dottore che viene una volta ogni 15 giorni. Ma a me, che sono da 3 mesi, giorno e notte, io voglio sapere come sei stato capace di recitare così bene la tua parte, che non vedevi e che non camminavi. Mi hai preso in giro per tutto questo tempo. Spiegami il perché. Allora, uno, poi il perché te lo spiego dopo, però mi ha ricevuto una curiosità. Sono stato bravo. Bravo. Ma parliamo un po' di lettura americana. Come si chiama? Clint Eastwood. Clint Eastwood, ma nemmeno mi statura. Sono stato bravo, ma parliamo un po' di statura americana e cosa. E beh, e mo secondo me... Credimi che non fai per niente ridere. Io non voglio far ridere, però ma parliamo un po' di statura americana. Sì, infatti ti meritava il premio Oscar. Ma non perché sono biondo, perché poi che capito briciolato me. Continua a prendermi in giro. Ora. E beh, come intenzione c'hai? E ci ho deciso il dottore. Non lo so, ci devo pensare. Modestamente, nel caffè di Monaco, il mago della tuffa, è un professionista. Ma come lui, che faceva la tuffa, con Girona, Bianchericci, Moro Fazzi. Lui invece sta preparando questa cosa in tutti i particolari. Cioè, figurati che sono 2 anni, sta a scuola di recitazione, arte drammatica, perché lui è un professionista. Ma si ci viene buono che sta cosa, sta truffa di 500.000 euro, poi si mette a postissimo, io un fratello scienza. Ma come te stru? Ma va a fare un voglio io. Cosa dovrebbe dire mio fratello in questa situazione? Ho pensato a tutto, perché ho messo su carta alcune note che vostro fratello deve dire alla dottoressa Maier. E che è una tosta. Si imbarazza a memoria, non facciamo come o solito. Ma poi faccia dice una cosa. Allora, voi come parlate, così scrivete. Che coppia non si capisce niente. Ma è scritto di certo. E basta poi, vostro fratello, ci vuole giro. E quando c'ave è fatto. Allora, già mio fratello a parlare, non parlando per in italiano, sta roba faccilativa. Io ci consiglio, lo voglio come Cristo ma mi dovete spiegare, mio fratello, non ha capito niente che possa scritto che ma non perché non ha capito che è scemo, non ha capito che non si capisce che sta scritto, non passa documento, è carta igienica. Innanzitutto non è carta igienica, ma è carta pergamenata, che è la carta che io utilizzo per le mie missive private, caro Don Pasquale. Questa è una carta che ho usato ed è poi semplice l'impostazione di quello che è il concetto di base, che vostro fratello dovrebbe dire a sta benedetta ispettrice. Ma c'è la ultima calma. E me, voi mi facete, tu sai non va calmato. Calma. Ma io ogni volta che vengo a Cangoppa, è una discussione. Allora, avvocato, domani mattina questa carta qua, fatemi una cortesia, me la portate battuta a macchina o fatta al computer, che poi mio fratello la può imparare. Ma già tornare prima mattina. Visto che vi trovate domani mattina a ritornare qua, mi si va a fare una cortesia. Visto che vostro padre, vostro nonno, era l'avvocato di mio padre, o era l'avvocato di mio nonno? E chi è stato guai? O nonno mio, o nonno vostro. Che vostro nonno era l'avvocato di mio nonno e vostro padre era l'avvocato di mio padre e voi siete il mio avvocato. Purtroppo. Sono quasi 100 anni che in testa la famiglia, fra la famiglia Santoro e la famiglia mia famiglia, c'è un connubio, vabbè. Questa chiede una cortesia, si mi ha visto fare di mano a mano. Se mi potreste portare insieme al documento 500 euro. Che facciamo un po'? 500 euro. Perché mi siete dimenticato che voi mi dovete dare 800 euro. Lo so. E vi ho negato gli 800 euro che vi devo? No.
Allora, ma voi dovreste avere da me 800 euro. Se voi mi prestate altri 500 euro, quanto fanno? 1300 euro. Ah, ma è meglio che vi devo dare 800 euro o che ve ne devo dare 1300? 1300 è solo di più. Ah, allora domani mattina insieme al documento scritto a macchina che mio fratello può capire, mi portate proprio là 500 euro. Così dovete avere da me 1300 euro. Domani mattina mi porti 1300 euro che sono di più di 800 euro. Non mi portate, dovete portare solo 500 euro. Ah, 500 euro. E 800 dovete avere, fanno 1300. Pertanto, meglio di 1300 o meglio di 800? 1300. Di più. Di più. Giusto? Giusto. Allora ci vediamo domani mattina. Dopo me e 500 euro. Mi capita che sono uscito con i tuoi che invece non tutte le l'anima ma buttate vicino, ma la scusa guarda vestendo ma mi se la mano con pago scu e tu se ne sta male allora ma ne magari ma come la nostra che non ci fa la telefonata. Mamma le tue vedere scusa ma quella scusa va tutto dopo. Non da me meglio che faccio ma stemmo perché mo fa troppo va. Ma comunque pure sono convinto, No, è meglio che veniamo fuori stagione, così la gente con me ti fanno affare. Perché se veniamo a metà prezzo, se levano tutti quanti amici immediatamente. Convinto tu? Oh, vecchi Angeli, io sono nato in tasca maschera, la famiglia mi parla, ma nonna, mi zitto, ma tutto qua, mi pare che potremmo sbagliare, ma perché quando parla cancellava sempre in tizzi? Gaeta, ma cazzo vai pensando che ti messo il fratello e sorella? Ma pensa sempre alla stessa cosa, ma pensa a vendere i ciubini che è più importante. Ti scrivi nell'assalvamento solo per finire tu tutta la mano. Vabbè, comunque tornando a mio padre, dice che tu sei istruito. Sì, padre, ma mi parlo con mio fratello Pasquale, è chiaro che dice così. A proposito, ma che fine ha fatto? Non poco tempo che non noi. Ma sta facendo tutte le settimane, la sta là. Onestamente, Angeli, mio fratello Pasquale, io ho rinato. E si sa, perché lui viene anche là a scuola, il figlio non Salvatore, non era mangiato. Ma che bellissimo il restruzzo. Io sono un corriere estrunzo, ma tu sei l'ultimo di estrunzo. Sembra a te. Ma allora, andiamoci, andiamo a fatica, andiamo a fare. Guai, che personaggio. Pietro, scusi un momento, mi potessi spicciare prima io? Signora, con tutto il rispetto, lei è più grande di me, ma non posso devo fare ancora altre cose. Spalle vengono delle mie amiche a casa, saranno per la prossima volta. Ma prima pochescia, dai! Padre, ti presa a spruccio che è buono! Quando è dretti di prosciutto crudo, ha detto mamma sei al punto giusto, e poi mi mezzo chilo di mozzarella di bufala. Ma a proposito, parli pure a me una bella mozzarella. Mi spiace la mozzarella è finita, mi spiace. E me, e che già io? C'è una bella provola di Sorrento. Uppa da turcmini, non me ne non, che si mi era proprio le surriendo vostra mozzarella e Perché non me la prenotate il giorno prima? Ha già prenotato? Ma i 10 giorni per giorni che le cazzo mangiato la conta a te? Ecco perché mangiate sempre la provola di Sorrento a posto della mozzarella di bufala. E in bella, ma mangi cane canci. L'adesione colpisce solo la metà. Cioè la parte destra o la parte sinistra. Mentre la tetra? La tetra quando colpisce. Esposito! Nonno, Buongiorno. sono cagato, è pronto, sono pronti i documenti per la rendita, signorina. Un attimo, controlliamo. Cacace. No, mi dispiace, non è ancora pronta. Signori, ma sono 15 ore, ma non ci mettessi niente, morco. Ma quando me non ci mettessi niente? Ma scusate, non è colpa mia. Non è colpa vostra. Bene, arrivederci. Non affaticare, basta mettere tutti questi ciao. Questi sono numeri. 53 ovieci, 61 arrendieri e 80 a appiccica. Però fa una cosa, se riesce a segretaria si ci fa da un pochettino prima, invece chi le soffre di crisi, si ci fa da dice, trova una Sicuro? scusa. Trova una scusa. Ora controllate. Buongiorno. Buongiorno. Santoro Pasquale. Santoro 11. Numero 11. Allora, senta, le volevo chiedere una cortesia. Visto che il mio paziente ha spesso, ecco, delle crisi, se si potrebbe fare un po' prima? No. Non è possibile. Vabbè, se gli viene una crisi lo facciamo passare. Ok, la ringrazio. Prego.
vicino con te 10 anni. Prego. Ma quindi ne pescano finire di Don Salvatore? Poi vedi, un'ossessione, ma madonna, si sempre la solita bocca aperta e intrigante, che è tutta una sceneggiata stanno facendo, vorrei fare una truffa assicurazione. Ah, e mo hai capito? Sì, hai capito, fatti, cazzo, tu. Va bene. Ah, che lavoro si sta bellino che poi chi sei la bella piccola e bella. Ah. Oh ma guarda, io lo favore che mi chiamavano regione, Salvatore. Ah, tu stai dicendo fatti tu che stavo vabbè, su quando che ritorno ti esce. Esatto. Tu ti pigliassi la minghellina e tenista. E che la roba di poco prezzo, poca roba, 2 ore ti spicciassi. A me mi capita che l'armadio, non pare le zizze, non pare le cosce, non culo che non prendeva mai. A mia mezzanotte ha cominciato, facendo, e poi pulito, e ti dava mano, e ti dava a scippare, e ti dava uscire, e con poco motivo, e per te. Oh, e no, la mattina c'è ti va, e lo sai che dice, tu sei come tutti gli italiani, siete tutti ricci. C'è ti lì, tu si può fare la guerra, i miei 4 giornate sono lisce per te. Ma si può fare un 45 anni a me partigiani e l'alleato. Oh, vabbè, non mi dire esagerato. Certo che hai delle belle potenzialità per diventare un attore. Certo, ma parla un po' chi l'attore americano, la Clint Eastwood. Clint Eastwood. Buongiorno. Buongiorno. Come stiamo, signor Santoro Pasquale? Male, come stiamo? dottoressa, male. Perché male? Come perché male? A 35 anni su una sedia a rotelle, senza vista qua, È come qui dovrei per stare? stare meglio. Noi faremo dei massaggi miracolosi, dopo si sentirà molto meglio. Sembra che mi è venuta dall'ude, si era venuto a capo un po' che fisioterapia. E sono un po' in ansia. Quasi quasi, dopo me lo dirà lei come si sentirà. È la prima volta che facciamo le fisioterapie. Dottore, la prima volta c'ho pure un po' paura perché a me sono fatti della fisioterapia che poi non ho capito tanto che mi dovete fare, ho capito solo dei massaggi, a me mi fanno poco paura il Ma fatto... dei massaggi che la faranno sentire molto meglio. Poi mi fai una bella colzetta in dopo sciga per mondo, lo sai. Vogliamo cominciare? Signora, ci può lasciare soli così... Sì, a me non ci sono problemi, il fatto è che è un po' particolare il paziente. No, sta in buone mani, non si preoccupi, può aspettare di là, ci sono anche le mie colleghe, può aspettare nella saletta a fianco. Basta, fammi una cortesia, se te ne vai. Non va dottoressa perché penso che... Non per voi, dottore. Portatelo tu il mio telefonino, che insomma... Sì, ci liberiamo di tutto, così Se ci sono possiamo- problemi mi chiamate. Sì, non si No, preoccupi. ma senza problemi, non ti preoccupare. Allora, signor Santoro, vogliamo cominciare? Sì, dottoressa. Ci vogliamo mettere sul lettino? Tutti e due? No, lei si sdraia, io sto in piedi. No, dicevo tutti e due perché mi dovete dare una mano, io da solo non ce la faccio. Se non ce la fa, allora chiamo aiuto, non si preoccupi. Mi mandate 2 assistenti, per cortesia? Grazie. Ora arrivano i ragazzi e la sistemano. Così cominciamo subito. Va bene? Sicuri che non mi fanno male? Buongiorno, Sì, ragazzi, una mano? sì, Una mano? ve la do anch'io una mano, così sistemiamo un attimo il signor Santoro. Qui, signor Santoro, stia morbido. Sì, ma metti mano all'occhio. Morbido come un ciucciù. Un attimo solo, ci siamo. Vai. Il codicato, Ecco qua. Poco, no.
Vado troppo avanti, un po' più dietro. Vai, ma. Troppo. Metti un po' più avanti. Signore, è pesante, Eccoci qua. Allora, vedi? A posto il testo così? Un po' più dietro perché sono troppo avanti, veramente. Le faccio male? Dottore, anzi, devi dire la verità. Credevo fosse una cosa proprio di peggio. Gliel'avevo detto, quindi non ho più paura. No, assolutamente, è molto facile. Infatti 150 massaggi adesso, perché secondo me non vale la pena. Perché c'è la Dottoressa? così delicata, no? Sì. Sta cercando il dottor Beba? Ah, benissimo, e continui tu qui? Sì, continuo io. Dottore, posso aspettare pure a voi, perché è meglio che mi rifate voi. Si secca la pomata, bisogna continuare adesso. Arrivo dopo. Ecco, stai in buone mani. E pure mi dice la dottoressa. Ah! Non è che potessi andare un pochettino più piano come faceva la dottoressa? Come no? È robusta. Sì, tu non stai facendo male, lo sai? Così non vi piace? Ah, ma che Carmine che si fisioterapia mi ha scritto tu. A te dottoressa non ci vedo, ma no. Ma stai facendo una paliata, però questo non è. Madonna mia, Nalbe, pure andare frescate facciano cavere i pazzi. E che decidi, signora Margherita? Nalbe, datemi un po', che facete massette. Come, bro? Come dai? Mi ha dato, ma dai, scusa. Da dove faccio? No, per amore di che le va a verità con questo cavolo si squaglia, questa panza che tenete fosse buona a squagliare un po', Sì, ma poi fa male alla salute. Perché soffrite pressione a basso? No, ma quando vedi la signorina Rossella, ma fa sai Mamma mia, che te ne è bella che la cristiana! tutto. Tengo tutte cose belle, signora Margherita. Nalbe, voi e femmine non ho capito proprio niente. Che non te no, cosci, non te no, non te no, zizzo. Mi parla mazzesco come fa. Signora Margherita, ma voi che state dicendo? Niente di meno che se tutte le scope assomigliasse alla signora Rossella, sto palazzo stesse sempre pulito. Ma che significa che sto a fare? È perché vuol dire che il sottoscritto starebbe sempre a scopare. Sentite, Nalbe, voi con sta panza al massimo e potete fare una scopatella in coppa, in da guardiola. Sì. E domandate Angelo a mia moglie. Cioè, su questo come la rite. Oh. Buongiorno. Buongiorno, signora Bonetti. In dobra, siete veri moglie, c'erano tutti internazionali in dove palazzo. Signora Margherita, io forzato a capire che all'uomo da casa sono chi. E poi modestamente a me mia moglie non mi fa paura. Alberto! Mari! Già sai! Però Rita. Che già fai? Più forte essa. È troppo innamorata, è troppo gelosa di me. Oh, mamma mia, guarda, non lo sai. Mi ha fatto un massaggio che poi come ci rimane con passeggiato della vita. Ma vedi che domani ti sentirei meglio. Domani? E stanotte come proprio, vedi come fa male tutta la schiena? Ma non preoccuparti, passa. Signora Margherita, siete voi? Vabbè, sabato lo dice così già ti fa no. Ma lui veramente non capo, come non è cagnato, né più come una volta. La gente si è scelata, si è fatta tutto. Poi io so che cosa. Cagnato così, lo cagnato questo. Quando che si c'è barano, poi ci mettiamo a fare più. Poi ci mettiamo a fare, ci mettiamo a fare una chiave. E se vedi che non mi imparate più. No, mi faccio imparare pure, tu mi piace una bella cosa. La stessa scuola, esci due frate da Pasquale. Pasquale esce un professionista e tu si ti passa la chiave. Poi mi è piaciuto e ci usava di più. E poi... Non so cazzo di voi, sto giù. Sì, ma secondo voi che ha fatto? Ti ha fatto cose rosse. Per esempio? Una grande truffa che andava a giornale, la televisione, la radio. Ma la si manca lei. Allora, chi si mette paura, non si può che prima da belli, capito? No? E all'epoca che mo, sulla bocca anche lei. 1, 2, baby. When over night, Pasquale, potresti uscire per favore? Devo spogliarmi. Che cosa? Dovrei spogliarmi, potresti uscire? Va bene, posso rimanere qua? Non voglio che mi vedi. Perché scusi, le altre volte mi sei spogliato davanti a me. Sì, ma ora so che ci vedi, quindi non voglio che resti. Tutto qui. E che fai? Scusi, perché? Che fai che ti dico? Allora, esci oppure devo Passa la urlare? luce, stanno un fratello e mia cognata. Appunto, devo urlare. Così acida. Grazie. Comunque si bolleri quando ti arrabbi. Va bene.
Come? Già ti conosco come sei. Per favore. Margherita, ma che mangi buono stasera? Niente. Come niente? Niente. Stai a dieta. E chi ha deciso che sono a dieta? O dottore. Ma che tu capisci niente, qual è dieta? E tu manca mangi? Gli va a mangiare da Alberto. Chi ha detto? O portiere. Lo vero? Non ci ho cucinato perché sennò tu entravi in tentazione. Ah, ne hai cucinato proprio? No. E Vincenzo? Vincenzo sta a dieta. E chi ha deciso di Vincenzo? Io. Tu hai deciso di Vincenzo? Perché hai studiato medicina? Sei quello dottore? Perché non so. No, non sapevi che a San Giuseppe tenevo la facoltà di medicina. Ma qua San Giuseppe, sono che Tarzigno. E non è la stessa cosa del segno di San Giuseppe? No, non è la stessa cosa. E Rossella? Rossella viene con me da Alberto. Ah, fate chi sta qui stasera Alberto? Sì, sì. Perché la cucinata è buona con chiedere Alberto? Una cosa leggera. Una bella minestra maritata. Ah, me ne sta maritato un mese di luglio. Beh, teniamo una cotone che la consumo. Signora Margherita, mi dispiace che stasera non cena? Hai visto? Ma si cucina per tante cose. Sta arrivando Vincenzo? Che ora siete all'uomo? E chi ne siamo fratelli? Buonasera. 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 Sta a posto, vicino? Niente a posto. Perché che sono ucciso? Non si batte in chiodo. Scusi, abitici una vita. Ma tiene sempre la stessa casa. Vita che sempre la stessa casa. Che non tiene problemi. Io non tengo problemi. Non tiene famiglia. Ma perché stiamo chiedendo che problema te l'ha? Stammi pure a dieta. A dieta! Ma che state dicendo? Incazzata voi? Guarda, ce ne sono parecchi di donne qua dentro e tutto vorrebbero somigliarli, ma io lo dico sempre, di Bonetti ce n'è una sola. Siete gentilissimo, ci vediamo dopo. Buone cose. Mamma mia, Carmine, che te combinasse. Ciao Gaetano. Guarda, di me fosse una volta benissimo puntuale. Ci fate tardare ieri sera. E come mai? Ma ci fermate a parlare poco con Pasquale, ci ha raccontato tutti i problemi che stiamo incontrando negli ultimi tempi. Vabbè, che dai? Ma che questo mestiere non si porta più. Poi non siamo tagliati tutti e due, che non fosse un mestiere. E che c'è se mi mettere a fare, mo? C'è se mi mettere a fare truffa a grossi livelli. E capite? I giubbini, gli orologi falsi, oramai la gente ha capito, si è imparato, non si è catti più. Mo ti pigliare il tuo caffè? Oh, tu! Don Alberto! Dici, signora Margherita? Allora, oggi avesse venire la signorina che sostituisce a Rossella. Ma perché se ne va? No, è una cosa momentanea, solo per oggi. Dai. Cos'è suo, Don Alberto, cos'è suo? Gli vuole... Cioè, ma che ma che sta qua a dare? Ma com'è? Ma perché non mi face troppo che hai fatto gusto? State sempre a stessa casa, poi. È verità, signora Rossella, per ciascuno per bocca mi pare un pitto brutto. È verità che là da Bonetto vi facete brutto. Ehi, la verità, più brutto è quello che siete è un poco difficile. Cioè, Margherita, qua se uno vi chiede una cosa e fa le domande, è solo perché il portiere deve sempre sapere tutto. Oh! Ma che nervosità fa? Ma che sei cretino, Guarda che ci parla prima mattina, quando è brutto, non vedi con niente occhio, non vedi. E ci cara sempre, so. Buongiorno, signora Bonetti. Se mi devo lasciare questa cosa con me. Come no? Dove me la metto? Mettete a me la lui di Ugo. Ha detto bacca e torno. Andiate, fate con come, andiate. Mi siete dimenticate? Mamma mia, dove ce l'avrò questa testa? Sta piscina la tengo mossa, cara. Quella poi sarà pure il caldo. Ah, vabbè, io lo soffro troppo. A che ho deciso, signora Bonetti, la notte per dormire un poco. Io devo aprire tutte le finestre. Vabbè, sto parlando con rispetto. Finestre aperte, mutandine registrate, perché non ce la faccio. Signora Bonetti, poi come guida a finire con fatto il posto macchine? Ah, signore. Vabbè, arrivo a fare. Ah. Qua bisogna farsi rispettare, vabbè. Avete fatto proprio bene, avete fatto. Io poi chiunque mi chiedeva della cosa, no? A tutti quanti, ho detto, no, per me, la signora Bonetti ha fatto proprio bene a comportarsi così. Sì, avete fatto proprio bene. Ma poi pure vi cambiate parecchi vestiti al giorno, è così? Sì, mi piace tanto. A volte anche i tre cambi in una sola giornata. Bravo. Quello poi uno si sente più pronto, più preparato. No, è senza fretta, che fretta avete, scusate. Voi dovete cercare con calma. Voi non sapete che le cose che si cercano con calma sono quelle che poi riescono sempre un poco meglio. Eccolo.
Si vede torno. Fate arrivederci. Buongiorno, donna Alberto. Buongiorno. Cortesemente vi posso lasciare un vostre buste? Come no? Ma manca finisce il vostro unzo. Donna Alberto, è sciroppo dell'uva? Buongiorno. Buongiorno, signora Maria. Donna Alberto, ci dice che la grande sfogabinare la signora Bonetto lo quinto piano, che la macchina vostra suona non ha lei. E decide che la grande mazzerca non mi fa scorrere i panni in tuo barcone mio, perché va in coppa, perché capire la faccio strascina fino ai baci. E si cocca femmina no palazzo, lo si rispondere a mezzo. Io e sguarda. Ci siamo capite? Ah, donna Be. E si coccomero palazzo, si vorrebbe intromettere in mezzo. A quel punto intervenisce mio marito. Ci siamo spiegati. Arrivederci e buona giornata. Forte e chiaro, arrivederci signore. Si tanto palazzo e 80 euro appiccica. I che giornate, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore. Vabbè, mo che te non ce l'ate. Prima la cortesia a te, lei tu solo tu ci vuoi stamattina. Andiamo, mi stuschi. È 23 o scema. Allora? Vuoi dire dove devi andare? Cose mie? Scusa, ma perché cose tue? Scusa, ma che ti costa a te a crescere dove devi andare? Non posso dirtelo. Siamo amici. A me risulta che siamo paziente infermiera. Che significa? Però siamo comunque siamo pure amici. Salumella, zombie buono. Buongiorno. Buongiorno, Lei è portiere? a servirvi. Abita qui la famiglia Santoro. Scala B, quinto piano interno 20. E voi scommette che siete la collega di Rossella. Come ha fatto a capirlo? Signori, modestamente faccio un portiere da quando sono nata. Perché ha iniziato a lavorare in fascia? No, modestamente, signori, sono figlio d'arte. Allora interno 20 sarà B. Sì, quinto piano. Ya. Mamma mia, Buongiorno. Buongiorno, signora Bonetti. Alberto! Che ti costa a te a dire a me dove devi andare tu? Che sei che non ho capito? Senti, io... non posso dirtelo. Tu sti fatti che non me lo vuoi dire, io sono convinto di una cosa, che tu devi uscire con qualche uomo. Anche se fosse... Niente, perché io voglio smettere l'anima in pace e sa alla fine tu dove devi andare. Sei geloso? Io sono geloso di te. Allora, per essere geloso dovrei essere innamorato. Ti risulta una persona innamorata? Vuoi aprire la porta? Secondo me è meglio, ma questa sarà la collega tua, Fammi mettere pure sistemato. Vieni. Senti, ma che soggetto è? Beh, sta sulle rotelle, non vede. E a volte gli vengono anche le crisi. Prego, Anna, accomodati. Buongiorno. Buongiorno. Pasquale, questa è Anna, la mia collega. Piacere, Pasquale. Accomodati. Allora, io, visto che si è fatto tardi, me ne vado. Se ci sono problemi, mi chiamate. Anna, mi affido a te, non ti preoccupare. Se vuoi farti il caffè, non ci sono problemi, la cucina già la conosci. Pasquale, mi raccomando a te. Penso che sto buone mani, no? Con, Indubbiamente, con Anna. mi fido di Anna. Io vado. Va bene. A dopo. Non venite presto! Allora, signor Pasquale, comodo. Visto che dobbiamo stare tutta la giornata insieme, Sì. proponete qualcosa per rendere la giornata piacevole, dai, ti do questa priorità di scegliere. Questa è una bella giornata. Io tenessi tre, come si dice, tre proposte da fare. Allora, Sentiamo. la prima, ce ne possiamo scendere giù nel cortile del palazzo e ci facciamo fare una bella partitella di pallone. La seconda, ci possiamo mettere a vedere le fotografie. E la terza possiamo fare l'amore.
Quale preferisci? E se ti dicessi che avrei la quarta alternativa? Se è buona, dimmi Se ci facciamo una bella chiacchierata, giusto così per rompere il ghiaccio? Decido prima di fare la terza, mi sciogli i ghiacci, che sicuro. Ti sto dando del tu. Non fa niente, altrimenti mi fai sentire anziana se mi dai che lei, no? Vuoi tu. Cioè, parlami di che è più importante perché di me non ho più niente da raccontare. Prima di tutto, però, raccontami almeno come sei fisicamente, perché da me mi vedi, no? Cioè sai più o meno come sono fatto, invece a te ti posso immaginare. Allora facciamo una cosa, raccontami di te fisicamente proprio. Io come sono fatta? Se ti dicessi che sono alquanto massina? Ti posso dire che sei bugiarda, perché non è vero. Perché noi non vedenti, mica siamo pure stronzi. Non ci vediamo, però comunque abbiamo il sesto senso. A parte che hai sviluppato un settimo dei sensi, pertanto dalla voce riesco a capire come sei fatta fisicamente. No, non ci credo. Ci vuoi mettere una scommessa? Certo. E allora per sfizzi, ma mi sposto un attimo con la sedia. Vedi, ti ho fatto spazio. Mettiti vicino a me qua. Ok. Mo mi dovresti dire, Pasquale, io ti amo. E io dalla voce riesco a dirti tu come sei fatto fisicamente. Ti danno screw. Ma sempre asci. Che sto facendo? Cani, vedi che andare a scuola, stanno più scarafone che Cristiano. Per caso ti sai ci sono a Margherita? La signora Margherita. Buongiorno Zappato. Buongiorno. Allora, è bella. Mio figlio sta sopra. Chi è tutte e due? A scala, vedi, Sì, sì, sta ancora, a proposito. È arrivata la sostituta Rossello. Pure. Don Zappato. Famma no. Non pare cosci che non forniscono mai. Oh, ci vedremo, vabbè, ci vedremo. Arroiato, arroiato. Allora, no, vabbè. Allora, va, su e cinzavo la luce. Allora? Ti ho sconvolto? Posso dire la verità? Mi è sconcertato. Sono rimasto senza parole, eh? Sì, bene sì. Ma secondo me la porta, stanno bussando alla porta. Sta aspettando qualcuno? Non lo so, può essere che mio padre è l'unico che può venire. Non viene mai, può essere che fossi se stavo del corso da tua. Che dici, Avevi ragione tu, Pasquale, era tuo padre. Prego. Ma sono un pochettino come i cani. Sento l'usam, sai l'usam, come si dice? L'odore dei familiari. Cioè quando viene lui e mio fratello, a me questo fatto che li sento. Mio fratello sente tutti uno, mio padre non sentiva un sacco di tempo questo profumo, l'era quasi dimenticato. Invece mi pare, non sai come devi stamattina? Stamattina chiude la infermiera nuova e ci buchi pure papà. E qual è il problema? Ma tu sai che te l'hai cavato. Niente mica, tu devi fumare pure a Giancarlo Giannini. Guarda, Giancarlo Giannini, capite? Sta Rossella che mi ha valutato a chi mi ha paragonato a chi l'attore americana. Chi è? Clint Eastwood. Clint Eastwood. Faceva film di cowboy, bravo. Sergio Leone. A parte che non so come mi somiglia a Clint Eastwood, chi le ha bionde cose. Invece sai con capito il pizzolato che si sta facendo a chi somigli? A chi l'attore americano. Ah, ci capito, a chi dice tu, Richard Gere. Bravo, Richard Gere. Chi dà uno buono. Stammi da chiaro. A te, io comparo. Oh, grazie signorina. Prego. Grazie. Pasquale, ti aspetto. Che devo un caffè, Pasquale. Io disse, ma questo vale il doppio, questo caffè. Portatelo a quella signorina. Ma ti sei mai stessa cosa tu? Anni, non ci fai caso, quello è mio padre. Aspetta, fammi spostare poco, se no so che spalle, hai capito? Quello è padre quando vede le belle ragazze non ci vedi più. Pure io ti questo fatto che non ci vedevi più, però poi ho perso proprio la vista definitivamente. Io mi metto paura che quelli lui fanno qualche di struzzato. Ma guarda struzzato, vuoi tu guarda struzzato. Chi deve avere un po' strato, sono tutti e tu. Che ha un problema, e sei tu. Pasquale Giovanni, ha fatto la visita è stato un piacere. Anche per me, arrivederci. Trattiamo la buona. Sicuramente. Hai visto? Mio padre, si è fatta la visita di cortesia. 3 minuti e se ne andata. Poi dice che io sono il suo confessore, il suo figlio prediletto. Davanti alle carte non guarda faccia a nessuno.
che ho fatto l'incidente, lei il primo mese è stato vicino al mio letto e mi ha, come si può dire, mi ha assistito e cose. Quando invece poi gli hanno comunicato che non avrei mai più camminato, a questo punto lei è venuta un giorno vicino a me e ha detto: guarda Pasquale, ti voglio bene più come un fratello che come la tua fidanzata, no? E mi ha lasciato. Ho capito. Poi? E poi niente, che stai? Invece, ecco, ma tu sei fidanzato? Zio, io purtroppo non stiamo avendo dei problemi con questi orologi. Ma che problemi state creando a me? Ma quali problemi? Tu eri l'oggi che tu mi San Pasquale, tu ti sta credendo, tu mi fai ragionatore, io ti fa a me, ma da tutti i soldi, ma ci spazio di oro. Non posso mangiare neanche il paio quello, abbiamo. Zio, ma se facete così quando mangiate, non sa che mi sa che ma voleva non fare per ragione. Oh. Ma non voglio avere ragione, però mi sono 20 anni che state in dove stiro, ho sapito un momento. Ma sono 20 anni, eppure che ne sono 30, e c'è essere pagato, e c'è essere rispettato l'impegno da loro, che la carità perché sono sempre preso. Il tempo tempo a perdere. E dateci un po' di tempo, zio, mi purtroppo i oggi non stanno. 4 ore, facetemi 4 ore, quando poco tempo. E voi pensate che hanno 4 ore nero a mani, secondo voi? E come volevo risolvere i problemi, io non me ne da furcuttare, dai. Intanto voi mangiate e già prima, quando va a casa si mangia, abbiamo a pensare questo. Così trovano che state in tuo commercio, ho sapito i problemi che si trovano, se mi c'è da capire pure io. Ma in tuo commercio ci sbabbiamo, se no prima ci troviamo. Potresti mangiare pure come te. Ah, eccomi qua. Già sei tornata a casa? Sì, sono tornata, ho fatto le cose, vedi, sono tutta fatta. Scusa, non dovevi stare tutta la Mi giornata mancavi fuori? troppo. Ti mancava troppo, eh? Sì. Allora, parliamo di una cosa importante. Ma ce la fa stare senza di me? Sì. Allora, come ti sei comportato? Benissimo. Bene, sicuro? Certo. Allora, io lo chiedo a Anna. Come si è comportato Anna? Sto bene, Tutto bene? Come, dire fiducia in me che mi sono comportato bene? Io do più di Anna. Io vedo qualche crisi? Niente, nessuna crisi. Le crisi, forse non mi sono spiegato, le crisi a me mi vengono solo quando o ci stai tu o quando ci sta mia cognata Margherita. Giuoco, sono stato il papà di figlio mi faceva. Era una bambina vicina, un formatore. La femmina che non finisce morte, erano uguali ai zizi. 2 cugni, una cocca, 2 cosci. Ero un culo. Totò, tutte le femmine sono così, piena a sotto. Poi, giusto te che vanno a piglio. Salvatore, ma per piacere. Ma chi è questa? Una super donna? Ma scrivo in certi dettagli che sopra l'arte femmina, tanto tutte le femmine sono opera d'arte. Solo l'uomo quando hanno il fanno schifo. Ciao Pasquale. Vieni a trovare, mi raccomando. Sicuramente, al più presto. Non fare adesso per terminare su giù. Non ti preoccupare. Non ti dimenticare il fatto di Monte Carlo. Segreto. Va buono? Ti aspetta, non mi passa come si. Lo sai, te la vai pure tu? No, rivengo, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Credi che te la vai pure tu? Anna, un attimo, ti accompagno. Non è mai possibile che nascondi sempre chiamare la cosa. Ma perché tu te l'hai buttata? Poi a me è capitato. E che le cose fanno capitare solo a te? Si succedono a me, sopra non sono. Ah, così? Rossella ha chiamato qualcuno? No, non ha chiamato... Meglio così. Tengo sì. Capi, ma che bolo chi? Signora Margherita, vado da Pasquale. Ah, pure tu. Guarda, sui frigoriferi scorro proprio io. Lei c'è sto frigorifero chiani. Poi, ma fai lo schifo Ma che no? passa? Si vede una signorina Rossella fa una figura in me. Perché? Ma come ti trovare a bottiglia a mo? E non me la ci mettere sta bottiglia. Nietta del boccuccia mi sta zitta. Ma quando vive tu, dai, mi sto un po' la bottiglia. Ma no, quando ci stanno strane. E sembra una figura di merda. Uè, non è così. Con più ne chiste figlia la signora a fianco e E allora forni che sto piccolino fai sempre le solite questioni. So c'è la disturbata. Che creatura, voi amma sta guerra in cantina. Guarda, non posso tenere da aperto qua. Mi sento un bordellino. E a voi? Margherita, anche pazienza, ci una nuova cellulare. Scuso io. Pronto? 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 Ma che ne sanno? Dai, dimmi.
Oh, dottore, scusatemi, ero convinto che era il mio socio, però ditemi. Ah, dovete venire a casa, con l'ispettrice della direzione generale. Ma quando vuoi, e quando vuoi. Non mi preoccupo, quando vuoi. Va bene? Con piacere, con piacere. Buone cose, dottore, buone cose. Margherita, fra loro vengono tu e l'ispettrice generale dell'assicurazione. Ma che generi? Senza avvisare, Ma ti ha avvisato un po' poco. Gesù, ma che non avvisare almeno 2 giorni prima? Perché tu vai a giro? A chi so facciamo? Invece ma stai vedendo? Muore. Ma lo rubate? Ci prepariamo di nuovo. Però mi raccomando, ci vediamo un dopo. Babbo, ciao. Ciao. La casa, uscito. Devo bere la casa. Ah, sì, non è da scuola. Devo bere la casa. Non fai, non devi stare in dolente vicino a Papricico. Renato Dreco, piacere. Questa è l'ultima visita di oggi. E questo è il caso più costoso. Sì. Infatti la nostra compagnia, prima che sborsi questa cifra così grossa, Sì. dobbiamo ispezionare il caso. Secondo me è il dottore. E ne aveva paura buona. Perché? Tu devi stare mettere la paura se fosse una truffa. No, che sono guardi che sta venendo abbastanza assaggiato. Oh, non lo so. Infatti, secondo me oggi tra cartelle cliniche e visite del dottore, oggi il dottore da solo vi ha detto. Perché che ha paura mia? Vado un attimo di là, E mo che fai? Lo sai, ci lasci da solo. No, prendo una cosa in camera e torno. Pasca, tu me lo hai da zittare e andare a me. Pigliati tutti i soldi tu, me lo hai, tu voglio sapere cosa fornisci carcerato. Chi non voglio sapere niente. Ma tu hai ragione, papà. Tu sei strunzo vera. Poi io comunque sono arrivato dottore e l'ispettrice. Mamma mia, che una sfaccetti paura. Ah, e tu, dottore e l'ispettrice, tu stanno i carabinieri là. Madonna mia! Ma E comunque vi aspetto in 2 soggiorni, stiamo là. Ma figlio, lo senti, mi spiace un attimo. Ma no, sta facendo all'ansia ancora. Calma. Sì, infatti. Attenzione. Stanno arrivando, 2 minuti arrivano. Buonasera, dottore. Signor Vincenzo, Come sta? Sta bene? Benissimo. La signora è l'ispettore dell'assicurazione. Buonasera. Piacere, Vincenzo Santoro. Cristina Maier. Sì. Ah sì. A proposito, signora, ho portato un pensiero per lei. Madonna, invece! Hai capito, dottore, hai saputo che mi piace la cioccolata? Mi ha regalato l'uovo di Pasqua. Ma no, signora, non è l'uovo di Pasqua, No. è il gengillo, come lo chiamate voi. Ma no, c'è il gengillo! Faccio pure sbagliamo! Allora già con in da credenza metto. Ah, roba! Scartocco, fa morto pure a me, dottore, la regalata. Buonasera. Buonasera. Ma no, dottore, non li deve fare! È giusto un piccolo pensiero, signora. No, non li deve fare! A chiudere la bambolella dentro! Non respira! Tanto ci ha portato nella capita di pigni con mia tua, questa bamboletta. Sento, non capisco niente. Dottore, mi faccio prendere dall'emozione e corro subito in da credenza. Prego. Scossa la teva che metto il gengillo. Ma no, che bella capozzella che te ne respira, No, ma- respira. Ma tipo un po'. Sì, infatti io spiegavo alla signora. Fammi vedere un po'. Marichino, con tanta cosa che mi potevo regalare sto Cristiano. Che ne so, una rosella capemonte, una bambolella mie soliette, non dire a 4, va. Chi se mi va a regalare una Cristiana che pigna in capo? Madonna mia. Non mi dicevo niente, non ti offendere, ma era meglio che morivo là dentro soffocata. Hai sbagliato a te salvare la vita, sì. Però pensarci buono, fai pantano che credenza. Ma se che faccio? Te posiziono io, vieni a capire. Te concipeffi. La mortatura. Come sta il paziente? Purtroppo il paziente è sempre stabile, non migliora e non peggiora, ma se volete visitarlo posso anche sdraiarlo. Ma scusate, ma perché lo dovete anche visitare? No, assolutamente. Io sono qui soltanto per ispezionare il caso. Un attimo, scusate, dottore, permetti gli altri. Dice che vuole fare la riflessione, come la patologia. Ti faccio vedere dove sei.
Buon bene! Buon bene! Dai giù di Margherita allora! Margherita, gli dà un gengile. Gli dà un gengile, Margherita, sì! Gli dà un gengile! Ora arriva, mi rendo conto, mi rendo conto effettivamente che mi trovo davanti a un caso grave. Se permettete io devo fare un attimo una telefonata. Prego, dottore, vi porto io il telefono di casa. Ho il mio telefonino, grazie. La verità, si troppo brutto. Non si degna senza credenza a me, per carità, no. No, è inutile che insisti perché ringrazia a Dio che ti ha lasciato là un po'. E dall'occhio, hai capito, che mi fai attaccare il cervello. Uè, se ti avesse venire fame, non mi chiama, perché non tengo niente sotto il forno. E il frigorifero sta chiagnando. Non devi mettere a chiagnare pure tu. E comunque quando arrivano i soldi ti aiuta. Salve, sono la dottoressa Maier. Sì, in questo momento mi trovo a casa del danneggiato Santoro Pasquale. Sì. Sì, infatti, sì. Non mi resta altro da dire che il danno da risarcire è con il massimale della polizza. Sì, ormai i postumi invalidanti sono stabilizzati. Sì. Infatti, in questi 3 mesi non si è avuto nessun miglioramento. Sì. Va bene, allora provvedo io stasera ad inviare un fax della mia relazione definitiva. Va bene, grazie, buonasera. Sì. Chiedo scusa, ispettrice, volevo sapere mo con l'assicurazione come... Ma non si preoccupi, arriverà un mandato. Un mandato? No, un mandato di pagamento dell'assicurazione, dei massimali della polizza che saranno di 500.000 euro. No, il massimale della polizza è 750.000 euro. 750.000 euro, o 500.000 euro, i soldi non sono niente, mi tengono un fratello che... Certo. Ma sto proprio preoccupando, non ci sto proprio niente da fare. Mi rendo conto, non so che cosa se ne possa dire. L'importante è la guarigione. Sì. Io penso che possiamo andare. Possiamo anche andare, sì. Scusate, non vi ho offerto nemmeno un caffè. Signor Vincenzo, non si preoccupi. Grazie, io ne ho presi tanti da stamattina. Voi napoletani ne prendete tanti di caffè? Noi lo prendiamo per tirarci su, Sì. perché noi siamo troppo sfortunati. No, non dite così. Per me sono troppo pesanti invece. Va bene, signor Pasquale? No, non si preoccupi, Va bene. Io vi saluto. Vi accompagno io, Buonasera. Prego di qua. Buonasera. Non stai accorta a Sì, non si preoccupi. Sei giunto? Sì. Sì, stanotte mi mette paura, giuro lui ci mi mette a pensare e mi addormo sperando che stai qua, ragione che sono uno scemo, ma con la verità non avrei, tu sei tu e nessuno è meglio di. Ma non cresce mai. No, ricetta, ma non può Nando Mariano. Chi Nando Mariano? Non ci assomiglia proprio. Nando Mariano. Hai capito, non ci assomiglia proprio. Nando Mariano, sta scendendo. Non si può. Torniamo geniato, ti sciumunuto proprio, Sì. Nando Mariano. Facci scano piacere. Tutto coso fra, tranne una cosa Ma una firma di già vale soldi per me. Grazie, questa è a disposizione. Pure un po' che te dice di me. A chi l'hanno fatto? Al mio caro amico Gaetano, con stima e simpatia. Grazie. Voglio poco cagna, una cosa pure a mio frate. Invece come ti ha finito quanti soldi dell'assicurazione? È andato la settimana scorsa, ma niente ancora. E per me sembra una cosa. Se ne è stamattina. Ah, magari Pasquale si posso usare la coppa che la serge. Ma mi credo che Pasquale ha una costanza 3 mesi notte e giorni, sta in coppa che la serve senza pagare niente a nessuno. Voglio,
dico vedere. Mio fratello Pasquale, io Renato. Pasquale! Pasca! Ma che è sciso? Esci, stai nella cameretta, tu adesso la musica che la cuffia ti devi. Vado a chiamare lui. Si chiama io. Vado a chiamare lui. Uè, Fred non c'è sto in testa. Non c'è sto. Che c'è? Ah, Al mio caro fratello Vincenzo, che sono chi, e mia cognata Margherita. che so? Sì. È lì. E perché gli stiamo facendo? Oh, vado. Ya, vedi che sta scritto. Curioso, mio fratello. Caro Vincenzo, scusami se me ne sono andato così senza nemmeno salutare. Lo scosto morto. Ma è stata una decisione presa a sud o sotto. Volo. Ma è stata una decisione presa al volo. Altrimenti perdevo l'aereo. Lo vedi? Ti ricordi quando stavamo in cucina e tu mi dicesti che preferivi non avere un euro dei soldi dell'assicurazione? Basta che ti toglievo dai guai. Io da fratello maggiore ti ho lasciato comunque 100.000 euro. Perché tu sei sempre mio fratello. Gli altri me li sono tenuti io e Rossella. Perché senza di lei non so se ce l'avrei fatta. Ti voglio tanto bene, tuo fratello Pasquale. Però, tuo fratello Pasquale. Motore 53, controcampo 1, quarta. controcampo 2, casomai, non è da che lascia chi si sta ampliando in questo. Facciamo la ma quando rizzo sto? Ecco da non è vostro padre l'avvocato di mio padre? Andava tu devi la città prima. Ma chi si muove di nella zona della vita? No, chi si muove di zona. Basta, grazie. Allora io... Sesto controcampo dell'85 prima. Quante azioni? E ragazzi, guarda, lì c'è meno due pizzi. Se c'è un paccio due. Ci facciamo un sarà se due. Azione. Beh, qualche giorno hai visto il signore che è un cazzo, vai. Azione. Grazie. Era così. Scena madre, 80-81, settima. Che l'attore americano pure famoso, più giovane. Richard Gere. Ci può fare il cavo pubblicitario di gabinetto, come chiamato tu. Aiutate le cose. La cosa più importante, parliamo di come sei fatto tu. Mi hai raccontato tutto il fatto che avessimo sabato l'ottaia, e tutte queste cose qua, e io ti posso dire, stop, io non sono padrone. Vai, non vediamo un attimo, scusami. Vai, a capo, vai. Visto che già sei fatto... Andiamo, vedi. Vai. L'abito non fa il modo.